Grazie ad Alessandra Meli. Prossimo report di Sebastian Madau. Sì, mi corre l'obbligo di fare una piccola premessa sul fatto che IRS e il suo indipendentismo non nazionalista e non violento chiede di far fare un salto alla società sarda nel approcciarsi all'indipendentismo. L'indipendentismo storico che chiedeva un'adesione ai sardi solamente facendo vedere una indipendenza lontana e fumosa. IRS oggi ha capito, in questi 10 anni di preparazione e di lavoro della sua classe dirigente, ha capito e da sempre ha avuto chiaro che bisogna proporre alla società sarda una risoluzione dei problemi concreti, legandoli appunto alla prospettiva della costruzione della Repubblica Sarda indipendente. IRS ha scelto un programma che con 5 parole, a valenza suggestiva positiva, vogliono accompagnare i sardi in 5 passi di libertà: connettere, produrre, formare, prendersi cura, partecipare. Quello che una istituzione locale deve fare, come appunto la provincia, è garantire la fruizione e la creazione di quelli che noi chiamiamo beni collettivi, che sono nient'altro che i beni che non sono miei personali, ma che servono alla società per migliorare la qualità della vita. Questi beni collettivi possono essere materiali, si parla di infrastrutture come strade, scuole, ospedali, e immateriali, che sono la nostra intelligenza collettiva. Giusto un dato per quello che è il nostro passaggio sul connettere, quindi le infrastrutture. Nel 2001, fatta 100 alla media italiana, le risorse dello Stato italiano investite sulle infrastrutture raggiungeva il 64%. In 6 anni, grazie ai governi amici, che è un concetto che cercano di propinarci, facendoci pensare che se a Roma governa Berlusconi e in Sardegna governa Mauro Pili, sicuramente ci aiuterà. Se a Cagliari governa Renato Soru e a Roma governa Prodi, sicuramente ci aiuterà. Beh, in 6 anni, dal 2001 al 2007, questi indici di infrastruttura stradale sono calati paurosamente al 45%. E non è che sono venuti a sradicare le strade, semplicemente non hanno investito in quello che per l'Italia, per la nazione italiana, non è un interesse strategico. È un interesse strategico per la nazione italiana investire laddove anche il ritorno e il consenso elettorale garantisce il mantenimento del potere e il mantenimento dell'azione di governo. E la chiave di volta, una delle chiavi di volta per far cambiare questo territorio non può che passare dalla formazione. E anche qui mi preme fare qualche dato. La Sardegna risulta per la percentuale di laureati al 257° posto su 259 regioni europee. Siamo terzultimi dietro a 2 regioni della Romania. E la nostra percentuale di laureati sulla popolazione si basa sui 9,4%, per cui politiche di investimento nella formazione sono quello che dovrebbero essere quello che dà slancio e rilancio a questo territorio. Politiche di formazione che devono essere connesse intimamente al tessuto produttivo. E IRS ha un messaggio anche per quanto riguarda l'istruzione di base. Per precisione, io sono un insegnante della scuola dell'infanzia e primaria. E vediamo tanti edifici scolastici chiudere nei centri, piccoli centri che subiscono il fenomeno dello spopolamento. C'è una soluzione per questi edifici scolastici dove i comuni hanno investito ingenti risorse per la ristrutturazione? Sì, c'è. Bisogna farli cambiare funzione. È tutto all'interno di quella che è l'istruzione italiana. Quindi farli cambiare funzione nel senso di farli diventare laboratori di informatica, di scienze naturali, di arte, musica, e permettere a questi edifici di rimanere aperti, garantendo i posti di lavoro e migliorando la qualità dell'istruzione. Io vorrei concludere dicendo che è vero che si è parlato tanto di lavoro, però una cosa che non si è sentita e che secondo me determina la fine di certe politiche è quella di una cultura della valutazione su quelli che sono gli investimenti che un ente come la provincia va a fare o altri enti locali vanno a fare. Invece sul discorso dell'aeroporto e del porto, IRS naturalmente non può che dirsi favorevole a tutto quello che rappresenta l'apertura al mondo. E quindi se oggi noi andiamo al porto lo vediamo invaso da pale eoliche che rappresentano quel vento rubato dove gli introiti di quell'energia non finisce sicuramente nelle casse degli enti locali e lo stesso l'aeroporto rappresenta la cartina di tornasole
di quello che è stata un'azione di governo tesa alla conservazione e al clientelismo politico, per cui favorevoli sicuramente all'aeroporto di Fenosu, ma con un altro tipo di gestione. Bene.